pandemia, è stata una tragedia per l'umanità, ma adesso siamo nella fase della convivenza grazie ai veneti. Dice il governatore Zaia che parla di una sanità del futuro da ripensare. Il pomeriggio del 21 febbraio 2020 proprio Zaia era nei nostri studi per registrare un'intervista con il nostro direttore Baccialli, la telefonata, i messaggi dei primi contagiati, l'inizio dell'incubo, il racconto di 2 anni di pandemia. Una cerimonia carica di emozioni ha ricordato a Vo, la prima zona rossa del Veneto, i 2 anni dall'inizio della pandemia. Il sindaco, il nostro sacrificio, ha fatto scuola in paese, tanta voglia di dimenticare. Presenti alla cerimonia anche i familiari di Adriano Trevisan, la prima vittima in Europa, e dell'amico Renato Turetta, morto un mese dopo. Il loro grazie ai medici e alla scienza e un'amara considerazione, il vaccino li avrebbe salvati. Impossibile dimenticare quel 21 febbraio per i medici di Schiavonia, il primo ospedale Covid, il ricordo del primario di anestesia e rianimazione, sembravano scene irreali. 2 anni in prima linea anche per l'informazione di Media Nord-Est, ogni giorno nelle nostre reti in diretta per raccontare ai veneti cosa stava accadendo, aiutarli e salvarli dalle fake news. Stasera a Ring in esclusiva il professor Palù. Nasce tra Venezia e Verona il primo esempio di biglietto unico integrato per il trasporto pubblico locale. L'assessore regionale De Berti, tra 6 mesi per tutto il Veneto. È gara di solidarietà per la piccola Vittoria, la bimba trevigiana di appena 2 mesi a cui è stata diagnosticata una grave e rara malattia curabile solo con il trapianto di midollo osseo da un donatore compatibile. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque un'ampia pagina dedicata a questi 2 anni dall'inizio dell'incubo Covid nella nostra regione e in Italia, ma anche in tutta Europa. È arrivato il momento in qualche modo della convivenza con il virus e quindi anche il momento di un allentamento delle restrizioni. È quello che sta accadendo in molti paesi europei. Da giovedì, ad esempio, in Inghilterra stop alla quarantena per i positivi. Le persone contagiate saranno semplicemente incoraggiate ad esercitare la responsabilità personale in caso di infezione, così come avviene quando si è soggetti ad una influenza. È un'ipotesi che potrebbe essere percorribile anche da noi in Italia. Ve lo chiediamo con il sondaggio di questa sera. Ecco il quesito al quale vi chiediamo di rispondere. Covid positivi, stop alla quarantena. Se la vostra risposta è sì, il numero 0422 1626 691. Se la risposta è no, il numero da comporre è lo 0422 1626 690. La chiamata è gratuita, è sufficiente uno squillo perché venga registrata la vostra risposta, che sarà correttamente registrata anche se sentite dall'altro capo del telefono il segno di occupato. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. Dunque abbiamo detto 2 anni esatti dall'inizio della pandemia in Veneto. È stata una tragedia per l'umanità, ma adesso, ha detto il presidente Zaia, siamo nella fase della piena convivenza. E poi da parte del governatore un grazie ai veneti. I dati e il modello matematico ci dice che comunque è iniziata questa terza fase della convivenza vera. Questo ci fa dire che comunque pian piano la vivremo sempre più come la nostra influenza. A 2 anni esatti dall'inizio della pandemia per Luca Zaia è arrivato il momento della piena convivenza. Una terza fase tutta nuova da aprire con responsabilità, senza mai dimenticare però quello che il Covid ha rappresentato anche per il Veneto. Deve restare negli annali che noi abbiamo e stiamo vivendo una delle più grandi tragedie della storia dell'umanità. Si devono vergognare quelli che banalizzano questo virus. È come andare a protestare in guerra del fatto che ti chiedono perché tu non vuoi entrare nel rifugio antiatomico e prenditi le bombe in testa. Proprio per questo, dopo 2 anni, dice Zaia, è arrivato il tempo dei grazie, soprattutto a chi ha dimostrato responsabilità, la stragrande maggioranza dei veneti. Grazie lo diciamo a tutti coloro che si sono dati da fare per curare i veneti, quindi tutto il mondo della sanità, i medici, gli infermieri, gli OS, gli amministrativi, poi tutto il mondo del volontariato, tutti coloro insomma che hanno lavorato in diverse dimensioni. E poi un ringraziamento di cuore ai veneti che hanno saputo far squadra, e io ne vado orgoglioso. Orgoglio che, ribadisce Zaia, dall'unità di crisi di Marghera, luogo simbolo di questi 2 anni, ha provato guardando in particolare ai più giovani e al loro esempio. I bambini, perché sono stati il mio faro, perché comunque è stata la parte nobile di questa comunità che è sempre stata attenta ad ogni forma di informazione, ma soprattutto ricordiamoci che i bimbi, gli adolescenti sono stati quelli che hanno sofferto di più l'essere chiusi in casa. Parole precise inoltre sono state spese nei confronti degli operatori dell'informazione, unico argine contro il proliferare delle fake news. Voi dovreste avere tutti l'attestato di inviato di guerra, perché comunque venivate qua, lo voglio ricordare
a chi fa tanto il fenomeno: voi venivate qua quando la gente aveva paura di morire. Il grazie da un lato, la consapevolezza dall'altro che la sanità deve cambiare pelle, oggi più che mai. Davanti a un'esperienza come questa, la sanità e il piano di sanità pubblica deve cambiare radicalmente. Con il PNRR il Veneto si doterà di 30 nuovi ospedali di comunità, 99 le case di assistenza per la medicina del territorio, ma il cambio di passo, dice Zaia, deve essere nazionale. Abbiamo capito che dobbiamo lasciare lo spazio di avere più posti letto per abitante, che bisogna investire nei professionisti, nelle assunzioni e negli stipendi. Ora bisogna guardare alla primavera con serenità. Lo stesso allentamento delle misure, sottolinea il Presidente, dovrà però essere certificato dalla scienza. Ai veneti l'appello di sempre. Se vogliamo uscirne dal virus, bisogna continuare a pensare che ci sia il virus. Ma un po' di attenzione, micro attenzione a testa fa un grande lavoro di squadra. La storia e la cronaca, così il presidente Zaia oggi a Marghera ha ripercorso questi 2 anni di lotta contro il Covid. Sono circa le 17 del 21 febbraio 2020. Luca Zaia si trova nei nostri studi per registrare un'intervista con il direttore di Media Nord-Est, Luigi Baccialli. Il clima è già preoccupato. A livello nazionale si parla del paziente numero 1 di Codogno. L'emergenza preme, ma è ancora indecifrabile. È in questo momento che il presidente riceve la telefonata che mai avrebbe voluto ricevere. Ci sono i primi casi veneti nel piccolo comune di Vo. Dalla nostra sede di San Biagio di Callalta, Zaia si muove verso Padova, dove in serata all'ospedale di Schiavonia muore il 77enne Adriano Trevisan. È lui la prima vittima in Italia causata dal Covid. È qui che il presidente adotta misure drastiche. Quella sera vengono decise 3 cose fondamentali: tamponi a Vo, chiudere Schiavonia e poi mettere le tende riscaldate al di fuori degli ospedali. Furono 3 azioni ipercriticate, furono 3 azioni per nulla comprese in quelle ore, furono scelte non facili. Le mascherine che non ci sono, i respiratori acquistati in un mercato ormai al collasso, la macchina sanitaria che reagisce, cartina di tornasole e l'altissimo numero di tamponi somministrati per lo screening. In 2 anni sono stati oltre 27 milioni tra molecolari e fai da te, 4 milioni e mezzo i veneti coinvolti. Ovvero il 93,2% dei veneti ha avuto almeno un test. L'estate 2020 che arriva, la calma apparente prima della nuova tempesta e nella seconda ondata che le terapie intensive raggiungono il picco. Il giorno con più ricoverati, eccolo qui, è stato il 3 gennaio 2021. Avevamo pensato in ospedale quasi 4.000 persone. Questa è la storia di una tragedia. 4.000 persone in ospedale. Il giorno dopo, il 4 gennaio, il bollettino segna il record di vittime, 122 in 24 ore, ma c'è già la speranza del vaccino, la cui somministrazione era iniziata ufficialmente una settimana prima, il 27 dicembre. Arriva il primo raggio di sole e iniziano le vaccinazioni, inizia quella campagna che oggi ci porta a oltre 10.700.000 inoculazioni eseguite. A 2 anni da Vo, il Veneto fissa un bilancio di oltre 1.300.000 persone rimaste contagiate, 13.726 i decessi. Tu non ti candidi per gestire una cosa del genere. È come quando mio nonno mi raccontava della guerra. Quando tu vivi la guerra, non percepisci la guerra com'è. Te ne rendi conto dopo di cosa che sei stato in guerra. E poi c'è il comune simbolo di quei giorni, di quei primi giorni di pandemia, è Vo, dove oggi una cerimonia semplice e molto emozionante ha ricordato proprio la prima zona rossa del Veneto, i 2 anni dall'inizio della pandemia e dalla morte di Adriano Trevisan, prima vittima italiana ed europea del Covid. Avanza il sindaco Giuliano Martini e porta sulle sue spalle tutti i suoi 3.300 cittadini e in particolare i 2 che sono mancati per primi di coronavirus, Adriano Trevisan, morto giusto 2 anni fa, e Renato Turetta, il suo amico. I fiori con la semplice scritta "L'amministrazione comunale ricorda le vittime del Covid-19" vengono deposti davanti all'ulivo piantato 1 anno fa. Un timido sole abbraccia tutti mentre la tromba risuona.
L'emozione riempie di cuore le note. Il sindaco prende la parola e ricorda il pomeriggio di 2 anni fa, quando il direttore generale dell'ULSS 6 gli annunciava che erano di Voi 2 pazienti ricoverati con una polmonite da Covid-19 a Schiavonia. Adriano Trevisan, un cittadino, un padre di famiglia, morirà in poche ore. Fa memoria, ma guarda avanti il sindaco. Se fossero qui oggi avrebbero capito che sono stati fatti molti progressi da allora. In 2 anni il 90% della popolazione è vaccinata e difficilmente avrebbero perso la vita se avessimo saputo quello che invece noi adesso sappiamo. La memoria scorre, il film di questi 24 mesi. Le 3 serie di tamponi, test sierologici, convochi diventa un grande laboratorio con lo screening voluto dalla Regione e coordinato dal microbiologo dell'Università di Padova Andrea Crisanti. Il nostro sacrificio in quelle 2 settimane, soprattutto nelle 2 settimane di lockdown in cui eravamo chiusi nel nostro territorio, e abbiamo dovuto reinventare cosa significa, cos'è il lockdown, e reinventare tutte le modalità operative per poter affrontare un domani, ha fatto scuola in quanto direi che qui si è sperimentato per prima in una piccola comunità tutto quello che bisogna sapere, imparare, organizzare per mantenere vive le scuole, per mantenere vive le attività, tutte le attività che ci danno da vivere. E ringrazia il sindaco Martini. L'Ulivo ricorda le vittime del coronavirus, tutte le vittime, ma è anche un simbolo di speranza e solidarietà. Una cerimonia intima questa di Vo, con poche autorità presenti, il gruppo Alpini di Teolo, Vo e i familiari proprio delle prime 2 vittime del Covid, che ringraziano la loro città e il lavoro dei medici e la scienza. Adriano era un cittadino conosciuto e ben visto da tutti, oltre ad essere stato il papà dell'ex sindaco. Renato era uno di noi. Renato era un nostro alpino, e il nostro portabandiera, il nostro alfiere, e io personalmente posso ricordarlo come un fratello. È una grande comunità quella di Vo. L'alpino Vittorio Dalla Montà suona uno dei silenzi più difficili della sua vita. Nel cuore i suoi amici, davanti a lui le famiglie di Adriano Trevisan e dell'alpino Renato Turetta. La sorella di Adriano Trevisan, Graziella, ricorda quei giorni di febbraio. Io l'avevo sentito alla domenica che avevano ricoverato, che aveva fatto gli anni, domenica faceva gli anni. E l'avevo chiamato per fargli gli auguri e mi ha detto appunto che la più brutta giornata della mia vita. Dai Adriano, adesso sei qui, ti cureranno, perché proprio lungi da noi da pensare tutto il dopo. E niente, l'ho chiamato a lunedì, ma lunedì non mi ha più risposto. Hanno parlato pochissimo la moglie e la figlia di Adriano Trevisan. La figlia Vanessa, ex sindaco di Vo, parla con franchezza. Come più volte abbiamo detto, non vogliamo rilasciare interviste, condividiamo il dolore di tutti, di tutto quello che è successo, sappiamo benissimo cosa abbiamo provato noi e quindi di conseguenza che cosa hanno provato tutti quelli che hanno avuto purtroppo delle vittime dovute a questa malattia. Questa è la nostra scelta, però questa è una scelta nostra. Noi vogliamo bene a mio papà e questo è il nostro modo di dimostrarlo. C'è tutta la forza di un grande coraggio in Manuela Turetta e in sua mamma Cristina, figlia e moglie di Renato Turetta. Un grande grazie da loro va ai sanitari. Se non avessimo avuto loro saremmo ancora all'inizio. Per fortuna siamo andati avanti anche con la scienza e speriamo che tutto questo finisca. Siamo qua a ricordare appunto l'inizio della nostra guerra, il 2° anno, ecco, e sperando appunto che un giorno finisca, perché siamo ancora un po' così. Ecco. E ringrazio anch'io sempre comunque i medici e i vaccini, soprattutto perché mio marito sarebbe ancora qua se ci fossero stati i vaccini. Le dita dell'alpino Vittorio tremano sulle note del silenzio, voce di 2 anni impensabili. Cercavo di non ricordare quei momenti perché un po' di emozione, un po' di cose dopo alla nostra età si entra dall'emozione alla commozione e lì si suona come che si può, ecco. Si suona come si può, si mette il cuore però. E Vo
com'è cambiato in questi 2 anni, lo abbiamo chiesto proprio ai suoi cittadini, mentre al bar al Sole, dove giocavano a carte Adriano Trevisan e Renato Turetta, nessuno ha voglia di parlare. Al bar Locanda al Sole, in piazza Avon, nessuno vuole dirci com'è cambiato il suo paese negli ultimi 2 anni. C'è proprio il rifiuto di commentare. Anche fuori dal locale in molti danno l'impressione di non voler più vedere telecamere in giro per Vo. Ma prima di 2 anni fa a Vo si viveva meglio o è cambiato qualcosa? Scherziamo, è cambiato tutto, scherziamo, ci mancherebbe altro. Mi faccia un esempio. Ad esempio, prima c'era la tranquillità, e invece adesso con tutto quello che è successo, con la famosa sera... Però adesso non è più così. No, adesso siamo più tranquilli, siamo più ragionevoli, si parla, però c'è sempre la tesi, occhio di qua, occhio di là, di stare attenti, di riguardarci, perché è facile prendere questo Covid, e se prendi questo Covid porta sempre delle cose che non vanno bene. Noi che ci ha salvato anche è stato Grisanti, veramente, è stata una persona validissima che ci ha dato delle indicazioni assieme al nostro qua sindaco. Le persone sono un po' cambiate perché non riconosci più mascherina, questo, quell'altro. Qualcuno ti saluta però non sai chi è. E allora uno è rimasto un po' così, ecco, un po' scossi così, però tutto sommato la vita continua. Adesso ultimamente col discorso vaccini, roba così, diciamo che ci sono 2 sponde molto... Ci sono molti non vaccinati? Dicono di sì. Dicono che sia uno dei comuni meno vaccinati del Padovano. L'importante è che la salute sia buona. Sì, la salute. Noi, la mia famiglia, sinceramente, neanche un positivo fino ad ora. Quindi, in 2 anni? In 2 anni, quindi... E c'è un altro simbolo della pandemia in Veneto, l'ospedale di Schiavonia Monselice, che è diventato il primo ospedale a dover affrontare l'emergenza. Il ricordo di quel 21 febbraio 2020 nelle parole di Fabio Baratto, primario di anestesia del nosocomio padovano. Un'immagine che non ci toglieremo mai dalla mente è il vedere l'ospedale circondato da militari col mitra, che è stato le 36 ore che ci hanno bloccato all'interno dell'ospedale quando abbiamo avuto il primo decesso di un paziente Covid positivo, e per 36 ore non abbiamo potuto uscire dall'ospedale e neanche ricevere il cambio dai colleghi. È stata una situazione drammatica e che sembra quasi irreale adesso, come a ripensarci. Si ricorda quel momento, quel 21 febbraio 2020, cosa stava facendo, cosa è successo quella sera quando è arrivata la conferma che effettivamente Adriano Trevisan e Turetta erano positivi al Covid? Allora, io mi ricordo perfettamente il fatto che abbiamo voluto fare un esame, quindi chiedere un tampone specifico per il Covid, cosa che non doveva essere fatta alla luce dei protocolli e delle indicazioni che abbiamo avuto. Abbiamo insistito lo stesso perché non ci tornava con tutto quello che avevamo visto fino adesso, fino a quel momento, e quindi aspettavamo l'esito di questo tampone, però era una cosa che avremmo pensato impossibile che si verificasse. Quando è arrivato l'esito ci siamo resi conto perfettamente che era una catastrofe in quella cosa lì, e quindi è stato un momento di smarrimento e di cercare di capire cosa sarebbe successo dopo. Però me lo ricordo perfettamente. E poi è arrivata dopo un'ora, un paio d'ore, la comunicazione che non potevamo uscire dall'ospedale, che dovevamo essere prima tutti tamponati e poi si vedeva cosa fare. Per i primi giorni sembrava che morissero tutti i pazienti, nel senso che non miglioravano, non vedevamo dei miglioramenti, non vedevamo cambiamenti nel pazienti, perché in effetti la patologia, soprattutto con i primi virus, che secondo me hanno qualcosa di diverso dalle varie mutazioni, i pazienti per i primi 10-15 giorni non mostravano nessun segno di miglioramento. Ci siamo trovati di fronte a una malattia incerta di cui sapevamo ben poco, e anche come trattare i pazienti. Per noi questa è una cosa che è costato tantissimo. E per le nostre emittenti sono stati 2 anni in diretta con spirito di servizio e abnegazione contro ogni forma di fake news. Il punto del direttore di Media Nord-Est, Luigi Bacialli. Noi con i nostri editori Giovanni e Filippo Iannakopoulos hanno deciso di andare
avanti, di non fare tagli, di non sacrificare gli organici, ed è stata una scelta, devo dire, molto coraggiosa, perché rischiavamo l'osso del collo. La scommessa era quella di andare avanti nonostante tutto, di arrivare fino a quando la situazione sarebbe migliorata, cosa che sta accadendo. Da 2 anni in diretta, raccontando la pandemia in tutte le sue sfaccettature sanitaria, economica, sociale, anche psicologica. Questa è la missione del gruppo Media Nord-Est, ribadita dal direttore Luigi Baccialli: un'informazione libera e pluralista, ma responsabile, perché con la salute non si scherza. Non si può essere imparziali quando c'è di mezzo la salute pubblica. Io ricordo che tanti di noi, tanti di voi hanno contratto il virus, e questo per aver lavorato on the road, per aver comunque continuato a intervistare le persone, a avvicinare i cittadini, a sentire la politica. E la scelta è stata quella di andare nella direzione delle vaccinazioni senza esitazioni fin dall'inizio. Ora la nuova fase con Media Nord-Est, pronta ancora una volta a fare la sua parte con rigore e aderenza al territorio. Abbiamo riscoperto anche le piccole cose, il darsi la mano, insomma abbiamo scoperto che cosa vuol dire la libertà, che è un sacro valore inalienabile di cui spesso ci dimentichiamo l'importanza, pensiamo che sia tutto dovuto. Invece arriva il virus e ci mette e ti può mettere in riga e ti può far cambiare la vita, insomma. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, parliamo di trasporti, perché per la prima volta ci sarà un unico biglietto per i mezzi pubblici di Venezia e Verona, compresa la tratta ferroviaria che le collega, un'iniziativa partita dalla Regione insieme ai 2 comuni. Un solo biglietto di trasporto pubblico valido nell'area dei comuni di Venezia e di Verona e sulla tratta ferroviaria tra le 2 città. Da oggi esiste. Il Venezia-Verona Daily Pass costa 39,50 €, vale 24 ore e soprattutto è il primo esempio di biglietto unico integrato per il trasporto pubblico locale. Il biglietto unico è sempre stata una delle grandi partite che il Presidente Zaia voleva che attuassimo, e finalmente siamo arrivati a qualcosa di concreto, perché parlare di biglietto unico è semplice, realizzarlo è difficile, perché vuol dire mettere insieme aziende, mettere insieme software, mettere insieme anche normative diverse tra le diverse modalità di trasporto. Venezia e Verona non sono solo i 2 comuni più popolati del Veneto, ma anche le 2 città che da sole valgono l'80% del turismo in Veneto, già di suo la regione col maggior numero di presenze in Italia. È una sperimentazione, verrà allargata sicuramente a tutto il Veneto, dopo che abbiamo un po' verificato tutte le cose da mettere a posto, e poi c'è l'ulteriore questione che è legata al contributo d'accesso per entrare a Venezia, per dividere i flussi del centro storico. Altro tema importante, ma è proprio con la tecnologia e con l'informatica che poi riusciremo a risolverlo. Il biglietto unico prevede 5 soluzioni di viaggio anche per le sole singole città. L'obiettivo è di spostare le abitudini di chi viaggia dall'uso del mezzo privato all'uso del mezzo pubblico, visto che l'autostrada Venezia-Verona ha raggiunto un livello di saturazione che va dal 70 al 100%, quindi critico. Il trasporto su gomma, quando diventa saturo, non è un vantaggio neanche per chi gestisce il trasporto su gomma. Quindi creare un'intermodalità che va dalla gomma alla rotaia alla bicicletta. Abbiamo centinaia di chilometri di piste ciclabili che interconnettono i nostri territori, che sono bellissime da fare in bicicletta, e in quella direzione va anche ovviamente la metropolitana in superficie. Il progetto durerà inizialmente 6 mesi, nel corso dei quali studiarne gli sviluppi. Nel futuro c'è già la volontà della Regione di aggiungere altre province, con l'obiettivo finale di una soluzione regionale. E gara di solidarietà per la piccola Vittoria, una bimba trevigiana di appena 2 mesi, a cui è stata diagnosticata una grave malattia curabile solo con il trapianto di midollo osseo. Ciao Milena. Ciao Ale. Ciao, siamo tutti qui. Videochiamata quotidiana dalla famiglia Toniolo a mamma Alessandra per sapere come sta la piccola Vittoria. Lei passa le sue prime giornate di vita nella casa dei genitori ad Arco di Trento, tra il sonno, qualche vagito e le poppate, incurante della spada di Damocle che sta già caratterizzando i suoi primi 2 mesi di vita. Alla nascita infatti le hanno diagnosticato una malattia rara che potrebbe portare rapidamente alla morte. Malattia di Krabbe, questo è il nome, appena si manifesta inizia ad alterare il sistema nervoso centrale.
L'unica soluzione è un trapianto di midollo osseo o di cellule staminali da cordone ombelicale. Bisogna dunque trovare uno o una donatrice compatibile e per questi genitori Alessandra Mazzaglia e Nicola Toniolo hanno iniziato un vero e proprio tam tam sui social. Qualcosa si sta muovendo? Sì, sembra si sia creata un'ondata di solidarietà perché tutti stanno ripostando questa storia, sia per Vittoria che per tutte le altre persone che hanno bisogno, vero? Sì. È ottimista mamma Alessandra mentre allatta la piccola Vittoria, perché già in tanti stanno diffondendo l'appello che è partito anche dalla famiglia del marito Nicola, originario di Mogliano. A lanciarlo anche attraverso le nostre televisioni la sorella Milena, infermiera presso lo IOV di Castelfranco. I dati dicono che la compatibilità è 1 su 100.000 persone. Quindi il mio appello è invitare la popolazione a contattare l'ADMO, che è questa associazione nella quale qualsiasi persona può essere un potenziale donatore di midollo osseo. E io lancio l'appello per la mia nipotina Vittoria di appena 2 mesi, ma anche per tantissime altre persone malate che sono in attesa del trapianto del midollo osseo. Per mettersi a disposizione della piccola Vittoria e dei tanti che stanno aspettando un trapianto basta contattare l'ADMO attraverso il sito. Ci sarà poi un piccolo prelievo di sangue e l'iscrizione alla lista dei donatori. Effetti collaterali? No, effetti collaterali non ci sono, l'unico effetto collaterale è che hai salvato una vita. Una notizia di sport, Massimo Pavanelli non è più l'allenatore del Calcio Padova, la decisione piuttosto inattesa è stata presa dopo il 2-2 esterno contro il Trento, sollevati dall'incarico anche l'allenatore in seconda Diego Zanin e il collaboratore tecnico Daniele Riganti. Vi ricordo che dal 9 marzo scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale in Veneto. Le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antenna 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul 14 e Tele Nord-Est sul canale 18. Per continuare a seguire l'informazione di Antenna 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est, quindi sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali che vi ricordiamo essere il 10 per Antenna 3, 14 per Rete Veneta e 18 per Tele Nord-Est. Questa sera alle 21:15 nuovo appuntamento con Ring. Ospiti del nostro vice direttore Ferdinando Avarino saranno l'onorevole Gian Antonio Darè, europarlamentare della Lega, Raffaele Zanon di Fratelli d'Italia, Giacomo Possamai del Partito Democratico, il professor Giorgio Palù, presidente AIFA, e poi si parlerà nella seconda parte di Carnevale con Marta Stefanuto, Maria del Carnevale 2021, Francesco Briggi e con la nostra giornalista Ilaria Marchiori. È davvero tutto, adesso previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri. Bentrovati al meteo. L'alta pressione torna a dominare, bel tempo con un mite vento di Föhn, detto anche Favonio, che renderà il clima quasi primaverile. Vediamo il dettaglio di martedì 22 febbraio. Sul Veneto avremo una splendida giornata all'insegna del sole, il cielo si presenterà sereno o velato, sui monti qualche addensamento. Probabile neve burrascosa sulle Dolomiti più settentrionali oltre i 1000 metri, causata dalla coda della tempesta Eunice che con raffiche di vento a 200 km/h sta flagellando il nord Europa. Temperature minime stazionarie tra lo 0 e i 3 gradi, non si esclude qualche debole gelata notturna, massime invece in sensibile aumento tra gli 11 e i 14 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo un ampio soleggiamento, qualche nube al pomeriggio in pianura ma del tutto innocua. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sui 12-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui soleggiato ovunque, neve a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime intorno a 1 grado, massime infine sui 13 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri.